Si difendono sostenendo di non essere loro i proprietari dei terreni interessati dalla frana del 5 marzo scorso che ha investito i due palazzi gemelli al Viale della Vittoria ad Agrigento. Terreni passati al comune. Sono gli eredi Sollano, 3 dei quali iscritti da sabato sul registro degli indagati del Tribunale di Agrigento, nell'inchiesta avviata dalla Procura per disastro colposo, nell'ambito del crollo di gran parte del costone sovrastante ai due palazzi. Ad assistere la famiglia Sollano è l'avvocato Rosa Salvago. Ma non si esclude che altre persone vengano coinvolte nell'inchiesta che ha già portato al sequestro, su disposizione del GIP Stefano Zammuto, dell'area del crollo del costone roccioso. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore capo Renato Di Natale, dell'aggiunto Ignazio Fonso e del sostituto Andrea Maggioni, che coordina le indagini, ed è stato eseguito dagli agenti della sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Agrigento, che hanno posto i sigilli all'area. Al momento 63 famiglie sono state fatte allontanare da casa e diverse attività commerciali, studi professionali e un laboratorio di analisi cliniche risultano al momento chiusi. Ed intanto già da ieri sera è entrata in vigore la discussa ordinanza firmata dal sindaco Marco Zambuto su proposta del comandante della polizia locale Cosimo Antonica di consentire il traffico veicolare all'interno della Villa Bonfiglio, un modo per bypassare il tratto di strada del Viale della Vittoria interessato dalla frana. Il tratto in questione comprende lo spazio che parte dal cancello di fronte alla Banca Intesa fino al cancello all'altezza della curva della Salita Coniglio, con direzione di marcia e senso unico verso Piazza Stazione. Potranno transitare solo auto e moto, mentre vigerà il divieto assoluto per pullman, camion e autocarri. Imposto anche il divieto di sosta con rimozione e il limite massimo di velocità a 20 km/h. Tutto ciò è stato deciso per evitare che il Viale della Vittoria venga letteralmente spezzato in due tronconi dopo l'apertura del cantiere all'altezza del crollo del muro di contenimento che ha investito uno dei due palazzi Crea. Un provvedimento, quello di far transitare le auto all'interno della Villa Bonfiglio, che ha sollevato qualche polemica. Da parte sua il sindaco ha precisato che si tratta di un'ordinanza adottata in circostanza di emergenza e si spera limitata nel tempo per evitare l'isolamento della zona. E così auto e moto percorrono il tratto della Villa Bonfiglio, uno dei polmoni verdi della città.